Lunedì 11 settembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e dalla pagina Facebook di Radio ABM e sempre dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi, notizia in primo piano che riguarda nuovamente il Covid-19, sanità, Covid, balzo dei contagi, ULSS serve più cautela. Il commissario Dalben, più di 100 i positivi accertati, ma la maggior parte fa gli esami con i tamponi fai da te. I sintomi sono leggeri, il virus lo abbiamo intorno e quasi non ce ne accorgiamo. L'approfondimento a pagina 13. Marmarola e Runde, sentieri chiusi per esercitazione militare, rifugisti irritati. Soccorsi in provincia, schianto sulla Gordina e grave un motociclista, colpa di una mancata precedenza, malori e cadute in tutta la provincia, l'approfondimento di Contento a pagina 20. La foto di copertina invece ci porta a Cortina, The Queen of Taste fa il pieno a Cortina da un pezzo, in 160 la cena itinerante, pranzo stellato sold out. E ancora alla Pedala Feltre solo per passione 400 partecipanti, questa è in occasione della festa della bicicletta. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno, che si apre con una notizia riferita alla situazione immobiliare in provincia di Belluno. In provincia 51.000 case non occupate, l'analisi di Cason, gli affitti arrivano anche a 1.600-1.800 euro al mese, cifre che pochi lavoratori possono permettersi. Gran parte delle famiglie nella nostra provincia ha una casa di proprietà, su 94.000 nuclei residenti soltanto circa 4.000 sono in affitto, ma come spiega il sociologo Diego Cason abbiamo 89.000 abitazioni non occupate, ma solo circa 38.000 di queste sono case di vacanza di proprietà di non residenti e di conseguenza ci troviamo con 51.000 alloggi chiusi che potrebbero essere locati e non solo. Nonostante questo, se si cerca oggi una casa in affitto è pressoché proibitivo trovarla a prezzi accettabili tutto l'anno, continua Cason. Se dall'altra parte cerchi una casa in locazione a 1.600 o 1.800 euro al mese, la si trova facilmente, ma pochissimi lavoratori possono permetterselo. La stragrande maggioranza si trova a dover rifiutare il lavoro nella nostra provincia. Alcuni lavoratori scelgono una sistemazione in un albergo o in un bed and breakfast, specie che assunto a tempo. L'approfondimento di Fontanive a pagina 2. La foto di copertina ci porta a Rocca Pietro, i 70 anni del Bon al rifugio. Faliere, siete la storia della marmolada. Rifugisti da 70 anni, festa con la famiglia del Bon che vediamo in questo scatto. L'approfondimento sempre di Fontanive a pagina 2. Desmontegada, il lupo ci fa un po' meno paura, siamo a Selva di Cadore, se festa di fine estate doveva essere, la Desmontegada ieri ha battuto ogni record con una marea di presenze e con un buon auspicio per il futuro. L'approfondimento di Gabrieli a pagina 2. Sport bellunese, Dolomitiche forza, grande esordio in campionato, Caprioni decisivo, Adriese dominata, partenza convincente. Sempre per quanto riguarda lo sport, gli altri campionati, Longarone Alpina e Fiori Barp Mass protagonisti di una bella di una bella partenza. Le pagine, gli approfondimenti li troverete da pagina 14 a pagina 15. Ancora sport, dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Bassani sesto pensando alla Kawasaki, il manager assicura pochi giorni e tutto sarà definito. Corsa in 200 tra Cadini e Misurina, seconda arriva una giapponese, ancora mountain bike, Coppa del Mondo Speccia, seconda miglior azzurra. La Feltrina al 20° posto nella tappa francese della CDM, solo Berta davanti tra le italiane, il sogno olimpico può continuare. L'approfondimento di Valeria a pagina 18. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno che dedica spazio a una festa in quota. Siamo sulla Marmolada, in 400 al Faliere, siete la storia della Marmolada, la famiglia del Bon, rifugisti da 70 anni festeggiati ieri dal CAI di Venezia e amici. Dante ogni giorno scende a valle in quad per prendere le provviste a Malga Ciapella ed ecco appunto i due rifugisti, Dante del Bon e Franca Busin, in festa al Faliere. Rimaniamo in alta quota, siamo a Selva di Cadore, Desmontegada col pienone, l'Unione Europea rivede la sua posizione, ora il lupo fa meno paura. La regola di Selva confidiamo di riavere anche per l'estate 2024 gli allevatori che gestiscono le nostre malghe. Ed ecco alcuni scatti della storica iniziativa che coinvolge il paese Fodomo.
Ci sono case da affittare ma prezzi troppo alti, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Il sociologo Cason: su 89.000 abitazioni che non sono occupate, solo 38.000 sono per vacanze, costi eccessivi chiesti anche di 1.800 euro al mese, pochi lavoratori possono permetterselo. La beffa, ma invece di trovare una casa da affittare per le vacanze per un'impresa non così complicata, più facile, continua Cason, affittare casa con i colossi del turismo mondiale che con le loro piattaforme controllano buona parte dei flussi turistici. In 3 mesi guadagni il doppio di quello che guadagneresti ad affittare a prezzi normali tutto l'anno, ovvero sotto gli 800 euro mensili. Se dall'altra parte cerchi una casa in locazione a 1.600 o 1.800 euro al mese, sottolinea il sociologo, la si trova facilmente, ma pochissimi lavoratori possono permetterselo e la stragrande maggioranza ovviamente si trova a dover rifiutare il lavoro nella nostra provincia. I numeri: non c'è soltanto il problema dei prezzi di cortina e del caro della popolazione della Perla delle Dolomiti, dove sempre meno residenti possono permettersi certi prezzi. Il sociologo Diego Cason spiega: gran parte delle famiglie nella nostra provincia ha una casa di proprietà, su 94.000 nuclei residenti soltanto circa 4.000 sono in affitto e si tratta per lo più di singolo famiglie in fase transitoria, ovvero in procinto di acquistarne una. Ed entra nel dettaglio: sempre nel nostro territorio provinciale abbiamo 89.000 abitazioni non occupate, ma solo circa 38.000 di queste sono case di vacanze di proprietà di non residenti e di conseguenza 51.000 alloggi chiusi che potrebbero essere locati e non solo. In Ampezzo stoppa la carnevalate, riscopriamo i veri abiti dei ladini, l'approfondimento di Loredana Prabaldi e continuiamo con pagina 5, notizia che ci porta nel capoluogo: botte all'Ambiò, impugnato il Daspo Willy, i legali di uno dei 6 indagati per il pestaggio ricorrono contro il provvedimento che vietava l'ingresso nei locali verso la richiesta di rinvio a giudizio del procedimento arrivato alla chiusura indagini, la chiave nelle telecamere. Per la procura quell'aggressione del 17 giugno scorso contro 3 giovani sarebbe stata un raid punitivo. Soccorsi, malore in auto, donna 84enne soccorsa a Mussaoi, notizia sempre che ci porta nel capoluogo e rimaniamo nel capoluogo con altre 2 notizie. Furti di via Feltre, indagini a una svolta. L'assessora Damiano ha chiesto e ottenuto che il caso venisse trattato nel comitato in prefettura, elementi concreti. E ancora estate nera, continua la conta dei danni per l'agricoltura con difesa al lavoro. Le imprese avrebbero perso buona parte del prodotto, minimo il 20%. Notizia a pagina 7 che ci porta a Feltre, pedala Feltre, la carica dei 500, successo ieri per la manifestazione non competitiva che ha visto raddoppiare i partecipanti negli ultimi anni. Al via anche la sindaca Fusaro con l'assessore Zatta che hanno percorso qualche metro su un simpatico riscio ed eccoli appunto qui pronti per dare il via a questa storica iniziativa sportiva di inizio autunno che si svolge nel comune di Feltre. Sant'Alano di Piave, Scola Cantorum, storia secolare, fatevi avanti anche voi, l'articolo di Fulvio Mondin, Elena Collavo, siamo 15 cantori, ma chi vuole unirsi al gruppo è il benvenuto, ecco come fare, tutte le informazioni a pagina 6 del Gazzettino di Belluno. Sospirolo, vuoto da 66, paese rivive per un giorno, una quarantina di persone salita a Gena Alta per un evento culturale, località disabitata da quasi 60 anni ma ci sono spiragli. Il sociologo Cason: ci sono persone che hanno acquistato degli immobili e una volta ristrutturati ci verranno a vivere. Valle Agordina, auto contro moto, 85enne alla guida non dà la precedenza, 2 i feriti. E ancora malore fatale, 74enne muore nella sua casa a Bribano. È morto nella sua casa il 74enne di origine veneziana ma residente a Bribano, in comune di Sedico, in via Roggia al Civico 19. I sanitari arrivati sul posto con l'ambulanza ieri sera alle 17:40 non hanno potuto fare nulla, ma ci sono stati diversi malori e cadute con interventi ieri dell'elicottero e soccorso alpino verso le 13:45 di ieri. Falco 2 è volato sulla strada che scende dal rifugio Dolada, dove una 74enne di Padova era caduto sull'asfalto dalla propria bici a pedalata assistita e aveva perso conoscenza. In supporto una squadra del soccorso alpino dell'Alpago. Un'ora dopo circa l'elicottero di Pieve di Cadore è stato inviato sul Lagazzoi lungo il sentiero numero 20 che porta al lago di Lagazzoi per un escursionista colto da malore. A Gordino, Canale d'Agordo, il trofeo va a Voltago Supercampione, il gran ritorno della manifestazione dei 16 comuni agordini con grande partecipazione tra staffetta, corsa e grandi atleti. Sul primo gradino del podio per la 5ª volta la squadra che si era aggiudicata anche l'ultimo evento prima del Covid.
Calalzo, Benetton Rugby saluta tutti, un onore avervi ospitati. E ancora a Pieve di Cadore, Cadorino sul red carpet a Venezia, ovazione per le sue musiche. Parliamo del giovane compositore Andrea Baldessarri, che ha firmato la colonna sonora del film Dario Argento Panico sul maestro dell'horror. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 13, la prima notizia riguarda la sanità, balzo in avanti per i contagi da Covid, sintomi leggeri ma serve più cautela. Il direttore generale Dalben, più di 100 i positivi accertati ma c'è un numero imprecisato di casi nascosti emersi con le autodiagnosi. In caso di raffreddore usate le mascherine, se dovesse esserci bisogno di ricoveri abbiamo predisposto un piano ospedaliero. Questa la dichiarazione di Dalben. Pagina 14, esercitazione militare in Val d'Otten, i rifugisti schiaffo al turismo, i gestori delle Marmarole runde su tutte le furie e sentieri off limits in piena stagione è vergognoso. Arrivano le disdette e questa ordinanza mortifica i sacrifici di tutto il territorio. Cortina d'Ampezzo, The Queen of Taste fa centro, pranzo in piazza sold out, il Festival del Gusto ad alta quota registra il pienone anche con la cena itinerante, ospite d'onore la Regione Calabria con le prelibatezze delle terre alte. Sempre da Cortina, Cristian Ghedina e il Bob, nessun impatto, la pista c'è sempre stata, ieri era con Zaia a vendemmiare. E continuiamo con le notizie di pagina 17, i vecchi nemici fianco a fianco, inno alla pace per tutti i caduti, siamo in Comerico Superiore, al pellegrinaggio del Passo della Sentinella anche il sindaco di Kartisch, Austria, superiamo le vecchie divisioni per lavorare a un futuro di amicizia. Cansiglio, attualità della resistenza, libertà e democrazia animano il raduno Ampi. E continuiamo con pagina 18, agricoltura di montagna e opportunità animano il Made in Valbelluna Dolomiti, prodotti di eccellenza e tradizioni antiche negli stand. Abbiamo tante biodiversità ma bisogna trovare chi le custodisca. Tutto questo in occasione della rassegna dell'Umpli nel capoluogo, siamo appunto a Belluno. E sempre a proposito dei sapori e la storia del territorio, sidro dolomitico, vini e licheni, le eccellenze arrivano sulle tavole. Dal succo di mele di Laggio di Cadore alle bottiglie di Debacco, il Bontaglier promuove gli innumerevoli prodotti del territorio. Soccorsi su strade e vette, auto contro moto, 2 feriti in ospedale, molti malori e cadute, grave il motociclista travolto sulla strada regionale 203 a Gordina, un agordino si è sentito male sul sentiero della Gazzoe. In questo caso, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, il luogo dell'incidente, i 2 mezzi coinvolti, una Fiat Panda e una moto. Festa per il 40° ritrovo dei pazienti poliomelitici degli OE di Santa Fosca, l'appuntamento si è svolto a Selva di Cadore e ancora a Calalzo, domenica 17, il CAI festeggia 60 anni al Frescura Rocchi. Val di Zoldo, SS autisti, ma non solo, a rischio tutti i servizi, il sindaco dei Pellegrin, dalla sanità ai trasporti, i lavoratori sono pochi, in pericolo la tenuta socio-economica di questa provincia. Cercasi OSS, offerti buoni pasti, alloggi, case di riposo di Zoldo e Longarone, questo l'appello. E continuiamo con pagina 22, Feltre, sintetico a Mugnai, via libera della giunta con 500.000 euro. Il campo da calcio sussidiario in sabbia sarà riqualificato, sarà anche rifatto il muretto di recinzione e il marciapiede. Dal Feltrino Cesio Maggiore, Ecocentro Pradeniche, il comune investe con i fondi di confine. E ancora l'associazione Alto Onore del Grappa ha seguito tutto l'iter del 2011, il vessillo ungherese sul sacrario Cecotto, felici e orgogliosi. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'iniziativa Feltrina, più di 400 partecipanti alla 38esima Pedala Feltre, 20 km in bici, niente stress e classifiche. Dalla rubrica Cultura e Società, ulteriore approfondimento in merito alla mostra del cinema di Venezia, pochi divi e la mostra vola, crescono gli spettatori, i prezzi del Lido si adeguano. Dalla rubrica Giorno e Notte, dal teatro del Lemming al Vaillant, spettatore al centro di Vertigini, torna per la sua 5ª edizione la kermesse organizzata da Slow Machine. Il sodalizio di Badan presenterà il suo progetto in occasione del 60° del disastro. Il concorso in nome di Roberto Brio, disegni e arte contro le discriminazioni. Tutte le informazioni sul sito del CSV Belluno Treviso.
E adesso le pagine sportive, come sempre ricche, quelle del lunedì. Incominciamo con il calcio di Serie D, la prima giornata, Polenta e Caprioni in Polesi. Nella Dolomiti si mangia l'Adriese. Un Eurogol del fantasista consegna alla squadra di Zanini i primi 3 punti della stagione, ma alla fine il risultato è stretto. Ottimo primo tempo per i bellunesi, malgrado le assenze, debutto per Nunic. Ci sono anche 2 pali e diverse occasioni non concretizzate su un campo difficile. 0-1 il risultato finale. Continuiamo con ancora lo sport, calcio di promozione, Longarone Alpina implacabile grazie a un rigore di Gazzola, 0-1 tra Union Pro e Longarone Alpina, 1-1 invece tra Villorba e Alpago, 4-0 tra Noventa e Borgo Valbelluna. Sempre dal calcio di prima categoria, debutto da 3 per il Fioribarpa con i guizzi di Herrera e Comiotto, 2-0 tra Fioribarpa e Ponzano e altri risultati della prima categoria, 2-2 tra Schiara Cisonese e ancora dalla prima categoria 2-2 tra Lentiai Cima Piave. Passiamo in seconda categoria, calcio, pagina 35, rigorosamente pari tra Comelico e Juve e ancora altri risultati dalla seconda categoria, 1-1 tra Arsie e Ponte Alpi, 4-2 tra Suis Nogaré, 2-0 tra Pedavena Itlas Santa Giustina, 4-1 tra San Michele Salsa Fulgol Farra, 0-3 tra Sospirolese e San Martino Colle, 0-1 tra Castione Cordignano, 1-2 tra Plavis Sarmede. Ancora calcio, Coppa Dolomiti e Campionato Carnico, Domegge, poker a Laurunzo nel derby cadorino. Questi risultati: 2-1 tra Lamonese e San Vittore, 2-3 tra Alpes Cesio a Gordina, 2-4 tra Auronzo Domegge, 1-0 tra Piave Fortogna, 1-0 tra Tambre Cadore. Per il Campionato Carnico, 0-0 tra Tarvisio Sappada, 1-1 tra il Castello Gemona e San Pietro. Calcio giovanile, Cavarzano e Alpago iniziano il torneo a suon di gol. Questi risultati: 3-0 tra Cavarzano Belluno Team Biancorossi, 5-1 tra Alpago San Vendemiano, 1-1 tra Ponte Alpi Vit San Giacomo. Ancora campionati giovanili, Under 17 Girone B, 3-0 tra Dolomiti Bellunesi Vedelago, 0-3 tra Giorgione e Cavarzano Belluno. Under 15 Elite Girone B, 2-2 tra Conegliano Dolomiti Bellunesi. Dal calcio al motociclismo, Axel Bassani si riscatta, siamo a pagina 40, in gara 2 chiude sesto. Dopo l'opaca gara 1 di sabato, bella rimonta in Superpole, non è stato facile avere buone sensazioni con la moto, questa è la sua dichiarazione. Corsa su strada, agli assoluti di Pescara, Francesco D'Avia si mette al collo l'argento. Pallamano, un buon test per il Belluno, successo al trofeo Firex. Triathlon Cross, brilla l'argento di Matteo Sfregola, vice campione europeo Under 23. Corsa in montagna, Cadini Sky Race a Misurina, Bellunesi in grande spolvero, podismo, Zanatta e Paul senza rivali alla Sedicoran, tante le famiglie. Ancora dalla corsa in montagna, Elena Andric e Gianpietro Barattin firmano la Monte Avena Vertical. Podismo, il trofeo dei 16 comuni, con ben 78 atleti a formare 26 staffette, Voltago conferma il primato assoluto. Tra le senior femminili il successo è andato a Falcade 1 seguito da Agordo 2 e Taibon 1. Atletica, il meeting per rappresentative, Maiano 11° posto del Belluno, dal ponte miglior ragazzo, Giussi e Girardini ai tricolori. E ancora dallo sport verso gli europei, Spalletti già davanti a un bivio, aleggia l'incubo degli spareggi, notizia che riguarda la nazionale italiana di calcio. La nazionale non può sbagliare domani contro gli ucraini, obbligatori 3 punti, Raspadori centravanti potrebbe essere la soluzione, Mancini e Politano sono KO. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo da poco nuvoloso per velature a parzialmente nuvoloso con nuvolosità in intensificazione nel corso del pomeriggio. Precipitazioni assenti al mattino, verso sera non è esclusa qualche precipitazione in montagna. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.